A parlare di casa, il comune diventa davvero la casa dei veneziani perché con le conseguenze della riforma dell'Ater in primo piano, politici e cittadini si mescolano per Cafarsetti come raramente capita di vedere. Il primo a confrontarsi è il sindaco Luigi Brugnaro. Stiano tranquilli, cioè noi comunque il comune li sosterrà in ogni caso e non andranno da nessuna parte, questo è quello che penso io e non cambierò certo idea su questo. La regione so che sta appunto valutando, non abbiamo ufficialità di nulla, ma insomma come altre volte è successo con un'interlocuzione responsabile, tranquilla, anche in regione ho motivo di credere che ci saranno delle modifiche. Assieme a Brugnaro arriva anche l'assessore al sociale Simone Venturini, rassicura i condomini e per certi versi anche i consiglieri d'opposizione. Alcuni preferiscono fare campagna elettorale strumentalizzando il disagio e allora non si arriva all'obiettivo. L'obiettivo unanime di tutti qui, del senatore Pellicani, dell'amico Emanuele, dell'amico Giovanni, è di arrivare a raggiungere una modifica di questa normativa regionale. L'auspicio con cui abbiamo chiesto, perché questo Consiglio Comunale è stato chiesto dal Partito Democratico, dalla lista Casson, dai 5 Stelle, è proprio questo, una voce unanime del Consiglio Comunale per cambiare questo regolamento. Però io credo e spero che ci sia una voce unanime, però c'è da dire che questa amministrazione ha brillato per non impegnarsi sul tema della casa, perché in 5 anni non è stata fatta un nuovo alloggio. In effetti le proposte di modifica di maggioranza e opposizioni appaiono spesso sovrapponibili. La nostra proposta fin dal voto in regione è quella di rivedere il regolamento perché sono state abbassate eccessivamente le soglie e perché è stato creato un algoritmo di calcolo per l'accesso alla casa troppo restrittivo. L'obiettivo è alzare la soglia ISEE a 30.000 euro e riconoscere l'assoluta specificità di Venezia, anche se poi la situazione di disagio è diffusa anche nell'entroterra. Hai fatto un po' di calcoli su quanta gente potrebbe perdere la casa se la legge andasse avanti? Ater del comune 1500, cioè non ci sono neanche né da Mestre né a Venezia, non ci sono neanche tutte le case per Coversa, tutti quei che dovrebbero uscire, cioè è impossibile tecnicamente. La volontà a risolvere i problemi non manca, ma è un'attesa che per alcuni condomini Ater è gonfia di tensione. Già partiti appunto le lettere con gli aumenti eccetera eccetera, causando, e questo forse non viene mai preso in considerazione, causando sicuramente in persone spesso anziane, comunque fragili eccetera, ma dei veri e propri traumi, cioè di questo non si pensa e com'è che si è arrivati fino a qui?